Come si sta in questa stanza? Benissimo, Come a casa? forse meglio qua. Quindi si sta bene qui dentro. Sì, è l'abbatacco cavagno, mi sa, non è che è la prima volta però. Mario e Antonio, insieme ad altre 4 persone, la giornata oggi l'hanno passata qui, nella Cardio Lounge, la nuova sala, 60 metri quadrati, realizzata all'ospedale San Giacomo di Castelfranco per il monitoraggio diurno dei pazienti sottoposti a coronarografia, angiografia di altri distretti vascolari, angioplastica coronarica in regime di day hospital. Persone che alla fine della giornata potranno tornare a casa. Un percorso di cura che prevede tempi di recupero più veloci e migliora la convalescenza. Vi do 2 numeri: a Castelfranco facciamo circa 2000 procedure all'anno, di cui 700 angioplastiche coronariche. I pazienti possono venire la mattina e se ne vanno via la sera, non tutti ovviamente, tutti quelli che fanno solo la parte diagnostica e un 20-25% di quelli che fanno l'angioplastica, quindi un intervento importante al cuore. Noi selezioniamo le caratteristiche per la dimissione, quindi quelli a basso rischio, ma vuol dire entrare, fare un intervento molto delicato al cuore e andarsene via alla sera. La rivoluzione per i pazienti che accedono al servizio di emodinamica arriva dal nord Europa, un cambio di approccio reso possibile anche grazie alla tecnologia che ha consentito di fare interventi senza entrare dall'arteria femorale ma accedendo attraverso l'arteria radiale. Questo fa sì che ci sia un controllo dell'emostasi molto più efficace, ma soprattutto il paziente a fine procedura si alza e cammina. Degli interventi che ovviamente la cardiologia decide, i medici decidono che possono essere fatti in giornata e quindi i pazienti possono tranquillamente tornare a casa senza essere ricoverati. Questo significa ovviamente umanizzare i servizi, ma significa anche utilizzare al meglio le risorse. La prossima Cardio Lounge è destinata all'ospedale di Treviso. È un obiettivo ambizioso che oltre ad efficientare il sistema riduce il rischio di infezione, che sapete essere nelle aree ospedaliere molto importante.